Da quando nell'autunno 2019 il fenomeno dell'acqua granda colpì duramente la costa veneta, abbattendosi sulle nostre località e danneggiando le spiagge, comprendemmo fin da subito che era arrivato il momento di fare qualcosa di più per mettere in sicurezza una componente fondamentale dell'economia di quel territorio. Da quel momento abbiamo iniziato una proficua interlocuzione con la Regione del Veneto, con l'assessorato competente al demanio e al turismo, fino a poi ad arrivare all'onorevole Rosanna Conte, eurodeputato di riferimento della Costa a Bruxelles. I numeri che rappresenta il litorale veneto necessitano un'attenzione dedicata e quindi confidiamo di poter ottenere delle risorse specifiche e dedicate per occuparci della costa non solo dal punto di vista manutentivo e quindi a seguito degli eventi calamitosi, ma anche per iniziare a programmare una serie di interventi strutturali che serviranno a mettere in sicurezza quella che è una componente fondamentale del primato turistico della regione del Veneto come prima regione turistica d'Italia. Il litorale adriatico è in pericolo, le nostre spiagge sono minacciate dai cambiamenti climatici e dall'erosione della costa. È necessario avere delle soluzioni più incisive che vadano a rimediare i rischi nel lungo e medio periodo. Per questo mi sono attivata direttamente con l'ufficio di ricerca del Parlamento europeo per chiedere lo stato di salute delle nostre coste e anche come gli altri Stati membri abbiano provveduto preventivamente a tutelare le loro coste. Per questo motivo abbiamo deciso di andare in Olanda con il presidente Berton di Unimare Veneto a visitare una delle principali aziende leader nel settore per vedere la possibilità di trovare una soluzione e capire che cosa si può fare a livello della costa adriatica per il Veneto, per il Friuli e per l'Emilia Romagna. Abbiamo incontrato i tecnici, gli ingegneri della Royal Hanskönig e siamo venuti qui a visionare le installazioni già effettuate sui mari del nord. Ci troviamo all'Aia, tra l'Aia e Scheveningen, e in particolare abbiamo visto il funzionamento del sand engine, dove negli anni scorsi è stato creato questo importante accumulo sabbioso di oltre 20 milioni di metri cubi proprio per creare un deposito naturale per poter poi effettuare la manutenzione delle coste durante il periodo invernale. È veramente incredibile. Sì, da questo sopralluogo io ho avuto la conferma che è necessario un cambio di passo e che il tavolo di lavoro che stiamo facendo in collaborazione con la Regione Veneto dovrebbe essere ampliato anche al Friuli e all'Emilia Romagna al fine di capire bene quale sia la problematica dell'erosione della nostra costa e trovare la soluzione preventiva più adatta.